È già pronto a Udine, lo vedo sorridente, Claudio Boaro, a lei spero che non suoni il cellulare come me, presidente del Fronte Friulano. Ma le notizie arrivano, dunque gli squilli, come si dice, fioccano in continuazione. Allora Boaro, lei mi ha chiesto, non parliamo del Friulano, io invece voglio chiederle qualcosa su questo Friulano. Quello che riguarda il Friulano lo conosciamo tutti, è stato ripetuto più volte dalle varie associazioni culturali e via dicendo. Il nostro impegno adesso è sì salvaguardare il Friulano e tutto quello che ne comporta, per la salvaguardia nelle scuole, se uno ritiene opportuno o meno di praticare questo insegnamento e di ricevere questo insegnamento, sono casi a parte. Quello che è il nostro impegno attuale adesso è il Friulano visto dal punto di vista economico, di quello che riguarda direttamente le famiglie, che non ne possono più, per dirla chiara e pulita. Stiamo subendo delle scorribande barbariche di tutta la classe politica nei confronti dello stipendiato povero, e per povero mi riferisco all'operaio che non ce la fa pagare più il mutuo dell'appartamento, della casa, di chi non sa come comprare ai suoi bambini i libri per andare a scuola e via dicendo. Questo è il nostro impegno friulano adesso, rivolto a chiunque in Friuli ha deciso di vivere, indipendentemente da dove arriva, dall'Africa, dalla Sicilia, dalla Calabria, da qualunque parte. Se si comporta bene per noi è un friulano alla pari e noi ci stiamo impegnando per creare un gruppo, e lo stiamo facendo con programma e tutto, per cambiare le regole di questa regione, che ne abbiamo piene, chiamiamole come vogliamo, ecco, per capirci. Perché notiamo che la nostra classe politica dirigente regionale, su e giù di lì, non sta facendo niente per cambiare. Abbiamo un costo pro capite per ogni cittadino solo per mantenere il Consiglio regionale che sfiora i 140 euro, compreso gli anziani e i bambini, quando in Lombardia bastano 17 euro pro capite, 17,40 per mantenere lo stesso servizio. Qui ragazzi o ci mettiamo in testa di mettere le cose a posto, di mandare a casa 2/3 dei consiglieri regionali perché ci costano troppo, con le varie segreterie, con le varie assunzioni fatte poi senza concorso, perché queste sono le realtà, e quindi dobbiamo dire le cose scomode, e se non le diciamo noi non le dice nessuno, purtroppo ci accorgiamo di questo, perché sono tutti legati politicamente e partiticamente, tutti hanno qualcosa da nascondere, quindi noi ci proponiamo come una coalizione di indipendentisti, autonomisti, messi tutti assieme, che vogliono finalmente cambiare le regole del gioco. Ecco. Grazie Presidente Boaro, il tempo è tiranno perché abbiamo tanti ospiti e voglio sottolineare questo, se lei non dice cose scomode io neanche non la chiamo. Non sono scomode, sono cose che tutti dovrebbero condividere e praticare, cosa che purtroppo da parte dei nostri sorrestants, passatemi il termine, i nostri superiori dal punto di vista amministrativo, non sentono. Noi stiamo lavorando assieme ai cercano di far di tutto per dividerci. Noi abbiamo il massimo rispetto per i triestini, per i goriziani, per i pordenonesi, per i carnici. Noi non vogliamo fare il gioco dei politici. Questa volta non ci divideremo per fare il loro gioco. Andremo avanti assieme, questo sia ben chiaro.